filo conduttore di questa edizione sicuramente è la bellezza e il piacere di stare insieme. È un programma che consente, diciamo, dall'arte al teatro, alla cultura in generale, alla musica, alle persone di diverse fasce d'età di poter vivere e partecipare a un'estate mediterranea davvero con un cartellone ricchissimo, all'interno del quale naturalmente ci sono le nostre iniziative legate alla città degli sposi. Siculiana quest'anno lancia Contest Basami, che ha l'obiettivo naturalmente di promuovere l'amore. Un bacio rappresenta moltissimo e aiuta le persone sicuramente a stare meglio. Un bacio appassionato può essere un bacio tra padre e figli, può essere un bacio tra fratelli, perché comunque è un'espressione davvero straordinaria che noi vogliamo promuovere all'interno degli scorci e delle vie di questo paese. Da questo contest tireremo fuori, attraverso una giuria di qualità, le 12 foto che arriveranno più significative, più belle, più rappresentative, per realizzare poi il calendario della città degli sposi 2024. Per cui invito tutti a venire a Siculiana, a scegliere uno scorcio, che sia Siculiana Marina, che sia Torre Salsa, che sia il centro storico, dove veramente sentire il bisogno, la necessità, il piacere di baciarsi, e inviatelo attraverso sia WhatsApp o Instagram. Per cui vi aspetto a Siculiana e basatevi tutti. Sono delle opere che abbiamo commissionato come amministrazione all'artista locale Giuseppe Siraguglia, e quindi verranno installate tutti i quadri all'ingresso del comune di Siculiana e daranno il benvenuto per quest'estate a tutti i turisti che arriveranno. L'amministrazione comunale anche in questa nuova edizione di Estate Mediterranea 2023 ha voluto elaborare un programma ricco di eventi che intrecciano arte, cultura, libri, moda, spettacolo, cabaret, musica. Ricordo la rievocazione del matrimonio anni 50, il corteo storico, e poi i punti di forza sono la sfilata di moda con Siculiana Fashion Show e soprattutto l'appuntamento del 1° agosto con Sasa Salvaggio, il cabarettista molto famoso, il concerto di Giovanni Caccamo. Estate Mediterranea 2023, un programma ricco di eventi, un programma completo, non tralascia nulla, dal teatro alla moda, al cabaret, al varietà, all'arte, alla cultura, alla musica. Per la realizzazione, la progettazione di questo programma dietro c'è stato un lavoro che ha coinvolto tutte le associazioni presenti nel nostro territorio siculianese. Infatti è molto importante la sinergia tra tutte le associazioni, quali l'AXI, la Misericordia, l'associazione Alte, Arché, Caos, Luci nel Borgo, Mete. E la collaborazione tra queste associazioni è stata proprio proficua, con un unico scopo, proprio quello di promuovere lo sviluppo di tutti i settori presenti nel nostro territorio, nella nostra bella città degli sposi e del Borgo Marinaro.